A chi fa paura la stampa libera? L'informazione è sotto tiro? Cosa sta succedendo? Il diritto di cronaca e i suoi nemici è l'iniziativa lanciata dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e messa in campo a Palazzo Moroni a Padova dal sindacato e dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Quando si incomincia a dire chiudiamo il fondo per l'emittenza vuol dire chiudiamo le emittenti locali, chiudiamo il fondo per editoria, chiudiamo i piccoli giornali. È un modo minaccioso di affrontare la libertà di informazione. La libertà di informazione è tale se le voci crescono e sono diverse tra di loro. Quando c'è il rischio di un grande balcone mediatico dove tutto è omologato, non è a rischio un giornalista o un giornale, ma a rischio la Costituzione. Al centro del dibattito l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di stampa, il pluralismo democratico, il no al linguaggio d'odio e alle bufale, sollecitando un impegno corale anche da parte del mondo politico e della società civile. Soprattutto la piccola emittenza privata senza fondi rischia di chiudere, il valore, l'importanza dell'informazione è quando ci sono più voci, la pluralità delle voci, ciascuna racconta magari un aspetto della realtà che altri non hanno visto. Ecco, chiudere voci, chiudere giornali, chiudere televisioni, come da qualche parte si è sentito dire da qualche parte politica che bello chiuderanno questi giornali, credo che sia una cosa assolutamente negativa e contro la quale tutti i cittadini dovrebbero opporsi.